Buonasera a tutti, BTV, le oie di 29 del Capitanni, due missa e 20 Kimbe, siamo già in ritardo, che so tempo, un quarto ora, in più siamo su, insomma, va bene docente, quindi ha potuto a pescare, sa gente che è venuta e ha cominciato in ritardo, a se la scusare, ma non poteva fare diversamente. Bene, cominciamo diretto a vedere un attimo capolimo sul commento, ecco come non tu non potete commentare, io lo vedo in occhio, chi scrivete. Cominciamo diretto da dare una carattera a Sadie, oggi la Sadie si presenta all'Olimpia, Baccar che non è da minoretta, che resta presentante in palla adesso scucuro, ma non di avere oculare, ecco qua un'altra fotografia, un pacchetto pure curso. E andiamo su Saravalle Tanonnara, quello limpio, tutto la die, 24 gradi temperatura massima, 3 gradi temperatura minima. Casa, la die saprate sono, lo matessi, che lo limpio, che incarchi coccolaturetta verso l'albatro, e basta, può aspettare abba, devono arrivare a mercoledì. 26 gradi, temperatura massima, casa 13 gradi, temperatura minima. Cominciamo scrivendo un bello toccamento di laurea, ecco qua, che capita a tempo di laurea, si è laureata Samuela Congiubella, laurea in scienze politiche all'Università della Cattolica di Milano, con su massimo del salvatore. Samuela è il figlio di Tamara Bella, dei vizi e del Gabino Congio, del Bono, netta quindi del Bagalle e la musere Caterina Porco. Cioè, mensus auras, del Bona profetoso e mensus l'avanzamento da Samuela, complimenti Samuele, questo bello sorriso, t'accompagna per sempre. Bene, la rischita è stata da dire, so Sam, bene, de sa scorda e l'assente con la qua, tutto usita, manicale, tranquilla, perfetta, tanta sente, tutto al mese sa chiara parizzato, inoccupata, poi non devi aggiungere scarcate in coa, cabba, arrivata te la sente, ma poi opportuna la sente, rincarnate poi lasciai al libero sullo cassosatelo, quindi insomma sente metta aggradescita in questo bel scenario, in questa lossa che Salucca allutta, veramente è una bella cosa, insomma, complimenti al suo comitato che fa che uno bello travaglio. E idimos, ittebamos, questo appuntamento abbiamo pro oie di 29 a Sasotto, Corte su Miracolo, il comitato può tornare grazie a tutto Zaida e che hanno aiutato a che negli sponsor che hanno contribuito per essere sita dessa esta organizza Sacchena comunitaria, cioè la die Vizzichesa praticamente. A 9 in Saccordo di Miracolo, ballo sardolo che Davide Puligheddu, Ocche Chiterra, Costantino Ortu tastiera e Maria Antonietta Bosu organetto, cioè organetto praticamente zonette. Bene, quindi aspettiamolo a stasera, poi no, si chiede a divertire in questa bella esta adesso miracolo. Intanto dimoslo dal suo punto di vista religioso, ecclesiastico, itebamos allora 29, festa San Michele Arcangelo, con patrono di Goreai, ore 7, 11, 17, 19, Sante Messe, disemolo, e poi martedì 30 settembre, festa è Nostra Signora del Miracolo. Bene, poi andiamo come sul giornale, vediamo il Teno Valbatta, sull'unica le scritte sul giornale sono proprio romaso. Aule vuote, precari in crescita, lo spopolamento sui banchi, l'analisi di Meloni, Gilda sull'avvio del nuovo anno scolastico. Gilda è un sindacato scolastico, insomma.
Ite non narrata, vabbè, non narrata, nelle aule sempre più vuote, meno alunni, calano del 6% ogni anno, meno insegnanti, l'anno scorso erano 36 in più e più precari a qualche settimana dall'avvio del nuovo anno scolastico tra Nuoro e provincia. Il fenomeno spopolamento, insieme ad altri problemi, irrompono sui banchi di scuola e disegnano un territorio in grande difficoltà sul fronte iscritti, caseggiati, chiusi e precarietà. La raccolta, la racconta, scusate, l'analisi sul nuorese che traccia il coordinatore regionale del sindacato Gilda, Gianfranco Meloni. Tra numeri, raffronti con il recente passato e proiezioni per l'immediato futuro, le scuole dell'infanzia del territorio saranno sempre più vuote anche nel capoluogo, spiega Meloni, e sono decine le maestre che ogni anno perdono e perderanno il posto di lavoro, iniziando un lungo calvario di pendolarismo lavorativo pur essendo spesso in età avanzata. Purtroppo Ergai. Grazie Deledda, in tutte le scuole serve un comitato per il 2026, un altro comitato. Cocco, Uniti per Togliere, scrive al ministro Valditara, ecco qua, inserire Grazia Deledda i suoi romanzi e i suoi racconti nel curriculum scolastico di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole secondarie, e quanto chiede il consigliere comunale Sebastiano Cocco, capogruppo di Uniti per Torde, in una lettera inviata al Ministero dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Vabbè. Detto che anche in un comitato poi un iscrittore. Vabbè. Allora andiamo da innanzi, bacini vuoti, la grande sete dell'isola, Sassarese e Sulcis le zone più a secco, ma la siccità colpisce quasi tutti i territori. Beh, questo Zadiga adesso Tirso al Lago Modeo, insomma, ridotta male. E discussa che bestia fotografia, ecco, questo è proprio il Lago Modeo. Allora, livello 0, acqua finita, letteralmente finita. La Sardegna ha bisogno di pioggia, diversamente sarà un autunno difficile anche per i consumi domestici, non solo per l'agricoltura, che notoriamente è la prima a pagare dazio con la siccità. La risorsa idrica si taglia a partire dalle campagne per evitare di lasciare a secco i rubinetti delle case, ma nei mesi a venire potrebbe non essere più così, e cioè tagliare pure i rubinetti. Bene, nuove province, oggi si vota, alle urne sindaci e consiglieri, spoglio programmato tra oggi e domani. Elezioni del secondo livello, non si schierano estero un voto, ma dipende dal suo peso della sua popolazione, cioè praticamente è rapportata alla popolazione chi non si voto rappresenta, tabata tutto un coefficiente chi data peso ad non si voto. Le schede infatti sono di diverso colore a seconda del suo peso scana. C'è un voto di Nugoro, è un consigliere comunale nugorese vale metà di più di uno dei vizi, per esempio, oppure di una NIE. Canto poi minore Saida, canto poi spacco vale su voto. Allora, sono elezioni particolari perché gli elettori avranno a seconda del comune dove risiedono una scheda elettorale di colore diverso, un, un, una per consiglieri e sindaci di comuni con popolazione fino a 100 abitanti, un'altra per amministratori di comuni compresi fra 1000 e 3000 abitanti, 100 è sbagliato, fino a 1000 abitanti e 3000 abitanti, e a seguire tra 3000 e 5000, poi tra 5000 e 10.000, tra 10.000 e 25.000 e consiglieri e sindaci di popolazioni superiori a 25.000 abitanti. Il motivo di schede e colori diversi sta nel fatto che i voti non sono tutti uguali, ma pesano a seconda di chi li esprime. Il voto di un consigliere di una città oltre 125.000 abitanti non, e non sono molti,
sono molti, solo 11, vale molto di più del voto di un consigliere di un comune sotto i 1000 abitanti. In questo caso ben 122 volte, di cui 48, scusate, non è legale, sono ben 122, di cui 48 in provincia di Oristano. Il calcolo dei voti ponderati dei singoli elettori va poi riportato ad un sistema di rappresentazione che è proporzionale puro, cioè calcolo puro proporzionale. Ecco perché i comuni maggiori faranno la differenza. Insomma, è un attimo che ho preparato la tabella, ma non l'avevo preparata a capo. Sono arrivati in ritardo, devo tornare scanto conta di più su voto. Un attimo, vabbè. La Sardegna, metta del 41 bis, ipotesi di trasferimento a numero. Prima gli hanno dato il loco di Utta e come invece poi che si hanno bene di numero. Una parte dei 92 boss destinati a Utta potrebbero essere spostati a Baldo e Carlos. Nel carcere del Cagliaritano i mafiosi arriverebbero già entro la fine dell'anno. Potete scrivere a razza del regalo che non che battono la mafia a domo. La mafia è solo, ma poi non se la mantiene isolo, robi solo, che hanno prodotto isolo. Sempre più virus sugli animali, serve un piano contro gli insetti, danni appunto peste suina, lingua blu, dermatite, eccetera, eccetera, che sono uccidendo l'animale sardo, insomma. Bisogna puntare sui vaccini e monitorare i siti larvali. La Sardegna è un territorio esposto con particolare intensità alle malattie trasmesse da insetti vettori, patologie che colpiscono uomini e animali, con conseguenze sanitarie ed economiche di grande rilievo. Ne parla Francesco Sgarangella, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Nord Sardegna ed ex docente di sanità pubblica all'Università di Sassari, che invita a non sottovalutare il problema. Il minimo comune denominatore è che tutte queste malattie hanno un vettore, spesso la zanzara, senza un piano integrato simile a quello antincendio o saremo costretti, invece è scritto serve senza, vabbè. O saremo costretti ogni anno a rincorrere l'emergenza. In effetti Beccheria serve, non senza, serve un piano integrato simile a quello antincendio o saremo costretti ogni anno a rincorrere l'emergenza. Il virus è ormai endemico in Sardegna. Da marzo a novembre registriamo picchi epidemici, spiega Sgarangella. Non dobbiamo meravigliarci della presenza di casi di infezione, ma lavorare per ridurre i rischi ed eliminare i danni. La trasmissione avviene attraverso il ciclo zanzara-uccelli, colpendo solo accidentalmente uomo e cavallo che non replicano il virus. Per monitorarne la diffusione è attivo un sistema di sorveglianza. La cornacchia grigia come animale sentinella e l'analisi degli uccelli trovati morti. Grazie a questo metodo precisa capiamo l'effettiva circolazione del virus. Recentemente sono stati individuati 2 casi, un rapace ad alghero e un cavallo ad Ozieri. In seguito alla segnalazione vengono avviate disinfestazioni nei siti a rischio vabbè, insomma, per i cavalli è disponibile un vaccino promosso anche tramite e così via, vabbè. Troppo lungo, poi lo leggo tutto. Allora andiamo da innanzi, diamo dei sport, insomma, una bella partita Bittese Supramonte, col Pace del Supramonte Argoslo che torna dalla trasferta di Bitti con una bella prestazione, soprattutto con l'intera posta in palio.
Dopo una fase iniziale di studio e dopo una bella conclusione di conteggio terminata all'atto, e Cadau che all'ottavo, innescato da un lancio di Bollas, deposita in rete. La Bitese reagisce d'impeto e crea tanto senza fortuna. Da segnalare il colpo di testa di Lau e la conclusione di Arricca. Al 39esimo va in gol Cadino, che risolve una mischia in area. Ad inizio ripresa Cadau sembra chiudere i giochi, ma al 60esimo Forno, complice una deviazione di Muscau, dà una speranza ai padroni di casa. Ristabiliscono le Elias al 66esimo e Sini al 70esimo. Trasforma una punizione al limite. A quel punto è Manca che rivitalizza il pubblico locale andando in gol al 77esimo con un bel colpo di testa e all'86esimo ribadendo in rete una respinta dell'ottimo Sini e dimostrando sia velocità che grande opportunismo. Bene, questa è la partita del Sabitese, andiamo alla bideritta fatto tra l'Ulese, allora l'Ulese, San Veromilese, l'Ulese 2-2, l'Ulese ha pareggiato, e va bene, finisce 2-2, la sfida tra San Verese e l'Ulese, ricca di colpi di scena. Bene, andiamo da innanzi, con la Muraffaire de Attero, ortopedia, il Marino può tornare in pista, Bartolazzi, l'area cagliaritana è in difficoltà, attiveremo nuovi posti letto, vertice con SL e AU. Medici di base allo stremo, l'allarme della CGL, parti da Sapistina che è morta questa dottoressa, serve un piano di assunzioni. Dopo la scomparsa della dottoressa di Dorgali. Meschinese. Provinciali, coalizioni in ordine sparso, urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati votano solo sindaci e consiglieri comunali. Lo spoglio per i risultati bisognerà attendere la tarda serata di oggi o direttamente domani. Ogni ente può decidere infatti di far scattare lo scrutinio subito dopo le operazioni di voto o direttamente il giorno dopo dalle 8 e da quanto si apprende nel caso specifico non è stata trovata una linea condivisa. Come si può notare dalle liste presentate, il secondo livello favorisce gli accordi tra sindaci e i territori, ma rende più difficile le coalizioni politiche. Non è un caso che in diverse province, centrodestra e centrosinistra, siano frantumati in più liste. E va bene, leader, così via, Bisantotto, Dunque, reintegrato dopo il pranzo di Sardara e ora risarcito con 90.000 euro. Lamentate il periodo del Covid, questo abbiamo fatto la rebotta in Sardara, lo abbiamo toccato l'inquisito, ma come? Non solo che lo son boccanne, ma tocca dello spaccare puro. A luglio 2021 Antonio Casula era stato cacciato dalla direzione del Corpo Forestale, punito per aver partecipato al famigerato pranzo di Sardara. Prima è stato reintegrato, ora arriva anche il risarcimento. La regione è stata condannata a versare oltre 90.000 euro a favore di Antonio Casula, dirigente regionale che la giunta Solinas a luglio nel 2021 aveva cacciato dalla direzione generale del Corpo Forestale. Il giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari, Andrea Bernardi, ha stabilito che quel provvedimento fu una ritorsione politica illegittima che a Casula aveva causato danni di salute legati al demansionamento avuto. Giuridicamente sono non patrimoniali, ma si traducono in denaro. La vicenda del banchetto è nota a tutti. Il 7 aprile 2021, con zona arancione vigente per il codice di divieto di spostamenti, la Guardia di Finanza interruppe la riunione di una quarantina di commensali tra personaggi più o meno noti e figure apicali
dell'amministrazione regionale. Casulla aveva fatto una comparsata e finì nel calderone di coloro che vennero estromessi dal loro ruolo. A Villa Devoto c'era chi pensava che a Sardara fosse in corso una congiura. Allora ormai ex direttore generale venne assegnato ad un ufficio in via Mameli, senza connessione internet, assieme ad un altro ostracizzato. Lui riuscì a restare nel palazzo della Forestale in via Mameli a Cagliari, ma senza compiti né obiettivi. E vabbè, è come viene premiato. Politica internazionale, Grossetto, rischi elevatissimi, ma la flottilla va avanti. Siamo nella piena legalità. Israele così, servite Hamas. Certo che sono questa legalità, sono in ambito internazionale e poi dopo sono in ambito palestinese, non in ambito israeliano. Israele stinie armato che l'est invadenne, però sono in ambito che non sono israeliani. Note di droni e missili, 4 vittime a Kiev, i caccia polacchi in volo, cioè i che richieda a bombardare il Palazzo del Civile, chiaramente la guerra Singengai. La prima guerra, la seconda guerra è stata in Tagai, distruendo a Berlino, insomma, Tajani, dopo l'allerta di Zelensky, l'Italia non è nel mirino di Putin, e vabbè, mi tocca di rimanere a travaglio. Sparatoria in una chiesa, 3 morti e 9 feriti, questo in America, sul solito Trump attacco ai cristiani. Una chiesa ancora una volta teatro di una sparatoria negli Stati Uniti, ad un mese dall'attacco a Minneapolis, nel quale sono morti 2 bambini. Stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di mira. Si è sfiorata la strage perché erano centinaia le persone che stavano assistendo alla messa. Il bilancio provvisorio è di 2 morti, oltre all'aggressore e 8 feriti, tra i quali anche dei bambini. Tanto carchimaku si sfida tra solo chi carchimaku cannesta armato a che danno metta. Bene, fin questo tancamus e non diamo l'appuntamento a stasera a Sadie Vizzichesa. Una die tutto pro noi. Ponemos a sigla tancatura tancamolo. Rinnovare l'augurio a Samuela, buon avanzamento. Intanto Bestia Ciriaco 2 e Antonia Masia che salutano e gli storramo scambio. Adesso saluto contento, lo agradecendo lo saluto. Bene, a me servire di buona tutto da Vizi TV. Adios e mensa